Buonasera a tutti, comincio io. Dall'anno scorso abbiamo introdotto al festival questo racconto di storia. Abbiamo iniziato brillantemente l'anno scorso con il professor Manlio Bigraglia, che in compagnia di Luciano Marrocco ha parlato di Emilio Lussu. Quest'anno abbiamo deciso di ritentare, di riprovare, di riproporre quindi un incontro in cui si parlasse di storia. Siccome siamo nel 2011, la prima ipotesi che si è fatta riguardava l'anniversario, i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ma l'idea è stata subito accantonata, non ha provocato in realtà grandi entusiasmi. E ci siamo posti anche il problema del come mai. Io poi me lo sono chiesto, anche perché poi Senega è stato il luogo dove la discussione sull'Unità d'Italia e la Sardegna ha avuto un suo sviluppo molto importante e interessante. Il rapporto della Sardegna col tema unitario è un rapporto un po' problematico, nonostante il fatto che la Sardegna abbia fatto parte del nucleo costituente dell'unità sin da tempi molto precoci in sostanza. C'è uno storico che molti di voi avranno sentito, che sostiene che il Regno di Sardegna è all'origine del Regno d'Italia. Senza il Regno di Sardegna non ci sarebbe stato il Regno d'Italia, il Regno di Sardegna ha generato il Regno d'Italia, noi abbiamo fatto l'Italia. La Sardegna è unita al Piemonte dal 1720. Eppure, mentre a Torino e in Piemonte sventolano da ogni parte i tricolori, in Sardegna la situazione è meno calda, direi. A Cagliari non c'è stato tutto questo fervore di entusiasmi patriottici nazionali. Evidentemente in Sardegna c'è una situazione diversa, c'è qualcosa di diverso che possiamo cercare di spiegare e di capire. Il Consiglio regionale della Sardegna nel 1993 ha decretato l'istituzione di una giornata del popolo sardo da celebrarsi il 28 di aprile, chiamandola Sardie de sa Sardegna, un giorno di vacanza per le scuole, una proposta di giorno di festa e di vacanza per tutti i sardi, per celebrare se stessi, la loro storia, il loro essere, chi dice una nazione, un popolo, certamente questo termine è passato. Poco tempo dopo lo stesso Consiglio regionale ha decretato che un testo poetico, uno tra i più importanti e più belli della tradizione popolare, della tradizione, scusate, sarda, di testi scritti in sardo, un'opera intitolata, cioè che l'inno antifeudale, che è conosciuta per i primi versi, Procurare e moderare barone Sadirania, è stato deciso che diventi l'inno del popolo sardo a sua volta. Quindi abbiamo una festa nazionale, tra virgolette, abbiamo un inno che deve combattere con il nuovo inno che cerca di affermarsi come a sua volta come inno nazionale, l'inno della Brigata Sassari di Monios, che è stato scritto anche sulle navi, che è l'inno in qualche modo del centrodestra sardo, che si oppone a un altro inno di orientamento diverso. Infine la Sardegna ha una bandiera, la bandiera dei Quattro Mori, che è la bandiera ufficiale della regione, e credo che ci siano poche regioni che abbiano una bandiera un po' così conosciuta e sentita come è per i sardi la bandiera dei Quattro Mori, anche se per un certo tempo non è stata condivisa da tutti, è stata legata a un'esperienza politica particolare, quella del movimento dei combattenti, rappresentata da uno dei fondatori, che fu Emilio Lussu. Allora, i due momenti più significativi di
questa definizione di identità dei sardi riguardano il 28 aprile 1794, riguardano procurare e moderare l'inno antifeudale, sono legati a delle vicende che sono collocate nel triennio rivoluzionario sardo, gli anni dal 1793 al 1796. Cosa succede in questi 3 anni? Abbiamo qui la persona che più di tutti, credo oggi ce lo possa raccontare, il maggiore esperto del periodo, credo, ha scritto un bel libro che si intitola appunto Procurare e moderare, ha scritto anche qualcosa di recente sull'argomento, è ordinario di storia contemporanea all'Università di Cagliari, è Luciano Marrocco, e a lui chiedo di raccontarci le vicende di quegli anni. Sì. Grazie a Mario per la lucida e, per quanto mi riguarda, affettuosa introduzione per raccontare insieme una storia che è una grande storia, una storia che a me come sardo e anche come studioso, da quando ho iniziato da ragazzo con la tesi di laurea, da studente della facoltà di lettere di Cagliari a cercare di ricostruire questa storia, è una vicenda che ha provocato emozione come sardo, perché è una storia epica ed è una storia che collega la Sardegna a quello che Gramsci chiamava il grande mondo terribile. È una storia che immediatamente ci fa capire come la Sardegna sì è un'isola lontana da tutti i suoi possibili continenti, ma è un'isola che incontra il mondo di necessità, come probabilmente capita a tutte le isole che sono sì lontane, che sono isolate, che poi però di necessità incontrano il mondo, perché la globalizzazione non è come dire un'invenzione dei tempi più recenti, ma è qualcosa che in fondo è sempre esistita. E poi questa storia, che poi è la storia che con Mario racconteremo, è anche una storia di grande epos, dicevo, di grande globalizzazione, ma anche una storia di grande avventura, una storia che ha come dire, che si svolge in uno scenario straordinario, il cui primo capitolo, che è poi quello che racconteremo oggi in gran parte, si svolge su uno scenario che conosciamo tutti, che è uno scenario che abbraccia la spiaggia del Poetto, il Margine Rosso, il Colle di Bonaria, il Colle di Monteurpinu, che già nel 1793, che è l'anno in cui si svolge questo primo atto, questa grande battaglia che ora racconteremo, si chiamavano in quello stesso modo. E la mia emozione, andando in archivio nei mesi scorsi e cercando un po' di rinnovare la mia personale conoscenza di quella vicenda, era di ritrovare questi luoghi che sono i luoghi della mia infanzia, che sono i luoghi della mia quotidianità, ecco, che già da allora si chiamavano con questi nomi. Ma diceva Mario, 1793-1796, che cosa succede? Succede che la Sardegna è investita da una vicenda che trae il suo primo impulso da 14 luglio 1789, che è l'ingresso del nostro mondo, dell'Occidente all'interno del quale viviamo, nella modernità, la Rivoluzione francese. E la Rivoluzione francese ha un suo primo precoce riflesso proprio in Sardegna, a pochi anni da quel 1799, esattamente a 4 anni,
la rivoluzione, che è rivoluzione francese ma è rivoluzione dell'Europa e del mondo, fa la sua prima prova, fa una delle sue primissime prove proprio da noi in Sardegna. E il gennaio del 1793 e appaiono sul golfo di Cagliari, cioè i cagliaritani li vedono dalle loro mura, una flotta che in un primo momento non sanno interpretare, di cui non conoscono l'origine, ma sapranno immediatamente dopo che si tratta appunto di una flotta francese che ha come obiettivo quello appunto di conquistare Cagliari. C'è un progetto che è un progetto della Repubblica francese. Siamo nel gennaio del 1793, il 10 agosto dell'anno precedente è caduta la monarchia. In quegli stessi giorni in cui questa flotta francese cerca di sbarcare a Cagliari e cerca di conquistare la Sardegna, si sta consumando la fine della monarchia con la decapitazione di Luigi XVI, quindi c'è proprio una corrispondenza, ci sono le navi francesi nel Golfo di Cagliari. In quegli stessi giorni a Parigi Luigi XVI perde la vita, viene ghigliottinato, no? Perché i francesi, perché la Repubblica francese vuol conquistare la Sardegna? Vuol conquistare la Sardegna perché è impegnata la neonata Repubblica francese in una guerra contro chi? Contro la controrivoluzione, contro un'alleanza che sta prendendo corpo di stati e di stati monarchici che si alleano per respingere la minaccia, che è la minaccia della rivoluzione, la minaccia di uno Stato che sta prendendo forma, che sta misurando la sua forza e al quale oppongono il loro esercito. Di questa alleanza fa parte un grande Stato che è l'impero asburgico, ma fa parte anche quello che è un piccolo Stato che però insomma ha pensato bene di entrare in questa alleanza. E la cosa è particolarmente rilevante perché questo Stato, si tratta del Regno di Sardegna, ma un Regno di Sardegna che ha capitale a Torino, che ha come sorre Vittorio Amedeo III, no? Ha pensato bene di entrare in questa alleanza. Quindi questo assalto alla Sardegna ha un doppio significato. Da una parte l'assalto alla Sardegna è l'assalto di una guerra di conquista che non è diversa dalle guerre di conquista dei decenni precedenti o dei secoli precedenti, no? In cui i francesi portano il fronte della loro guerra contro il Regno di Sardegna sull'isola di Sardegna. Qualche mese prima hanno conquistato Nizza, qualche mese prima hanno iniziato una loro offensiva in Savoia e ora portano la loro offensiva contro la Sardegna, quindi la conquista di Cagliari. Allo stesso tempo però è una guerra diversa questa che è la Repubblica francese, è una guerra in cui i francesi si presentano anche come liberatori della Sardegna, liberatori di una terra che è oppressa, che subisce il dominio coloniale e feudale allo stesso tempo. Questo è l'inizio di una vicenda che poi magari vedremo più avanti e che si concluderà. Inizia con una Sardegna che si atteggia alla difesa del trono dell'altare, che però nel corso dei 3 anni di questo appunto triennio rivoluzionario le cose andranno in un senso completamente diverso e questo triennio si concluderà con una guerra civile che scoppia all'interno della Sardegna stessa, in cui i nemici del regime feudale con il loro leader Gian Maria Angioy si rivolteranno contro gli stessi feudatari e allora avremo appunto quel procurare, moderare, barone Sadirania
cercate di moderare, baroni, la vostra tirannia, ma questo canto sarà il canto di un esercito armato che non si limita a pregare i baroni di moderare la loro tirannia, ma che questa tirannia la vorrà estirpare completamente. Questa epica battaglia che vedrà l'esercito contadino di Gian Maria Angioy andare da Cagliari a Sassari, poi conquistare Sassari, cercare di ritornare a Cagliari, si concluderà con una sconfitta. L'atto finale di questa sconfitta verrà consumato a poche decine di chilometri, forse 10-15 chilometri da qua, sul Tirso, in cui laddove appunto l'esercito di Gian Maria Angioy, ormai sconfitto, praticamente si scioglierà. Gian Maria Angioy ritornerà verso il nord, ripartirà dalla Sardegna e come dire, finirà la sua vicenda personale da esule a Parigi, cercando di convincere la Repubblica e poi Napoleone di fare qualcosa che Napoleone non farà mai, cioè di ritornare in Sardegna per riportare in Sardegna appunto questa grande battaglia antifeudale. Così si conclude questa vicenda. Questa è la nostra rivoluzione, la rivoluzione che appunto porta anche la Sardegna sulla soglia della sua modernità.